Benvenuti e bentornati al nostro podcast Voce Foneché. Siamo arrivati ormai alla terza puntata qui con Daniil Kopiev. Ciao Daniil. Daniil è un giovane ragazzo di Belluno e mi viene anche un po' difficile raccontarvelo per chi non lo conoscesse perché insomma in questi anni si è immerso in tantissime attività imprenditoriali e non. Penso al Consiglio Giovanile Bellunese, alla rivista che hai gestito e poi oggi nel presente è il momento soprattutto di vivere Belluno. Io partirei subito da una domanda che è un po' di tendenza ormai tra tutti gli incontri che stiamo facendo. Parlando un po' con giovani imprenditori, liberi professionisti, aziende e parlando ovviamente un po' dei temi del nostro progetto che sono quelli del lavoro, come trovare il lavoro, è emerso spesso, soprattutto nei giovani lavoratori, la tematica della fortuna. E vorrei un attimo capire meglio anche con te, Daniil, quanto il fattore culo possa influire per cercare e trovare il lavoro un po' dei propri sogni. Ciao Samuele, grazie per avermi invitato. Comunque hai fatto una buona presentazione, volevo dire che Grazie. faccio anch'io molta fatica a inquadrarmi perché ho fatto troppe cose che non sono collegate tra di loro. Comunque riguardo la fortuna, penso che se chiedi, ma ho visto anche dagli altri incontri e anche altri episodi che avete fatto, che penso che un po' tutti ti risponderebbero che è la cosa più importante che tu possa avere in qualsiasi processo, qualsiasi percorso tu stia facendo, che possa essere, non so, imprenditoria, la libera professione, anche la carriera, no? La classica, posso dirlo, Sì, botta di non culo censuriamo nulla. di avere, non so, l'offerta della grande azienda, oppure il lavoro dei sogni, oppure il progetto che ti svolta la vita, o la ricerca che ti fa vincere il premio Nobel, visto che siamo entrambi fissi col Big Bang Theory adesso. Però non è che è sbagliato secondo me ridurlo, cioè tutti ti diranno che è necessario e cruciale avere la fortuna, beccare questo momento fortunato, però è limitante ridurlo a la fortuna e basta, cioè nel senso non è che non è la fisionomico certo che tutti noi avremo fortuna prima o poi al 100%, basta solo aspettare. Chiaro? E allo stesso tempo è anche insomma sbagliato, cioè non è neanche una di quelle cose che viene da sola, cioè è sbagliato aspettare che ti arrivi la botta di fortuna, ma bisogna andare a cercarsela secondo me. Cioè, quindi devi costruirti tutto un percorso, lavorare sul tuo, è brutto dire sogno perché non è per forza, cioè lavorare su te stesso, sul tuo obiettivo, su quello che vorresti raggiungere, quindi comprendere quello che vorresti anche raggiungere, o almeno tentare di comprendere quello che si vorrebbe, per poi lavorarci ogni giorno, cioè costruirsi magari l'abitudine corretta, fare step by step, fare dei passi avanti ogni giorno, per poi essere sia pronti a accogliere la botta di fortuna, la botta di culo famosa che ti arriverà prima o poi, sia di coglierla, di raccoglierla, di sfruttarla, ma sia anche di vederla, perché noi banalmente di occasioni, Ok. che quello è una cosa che stavo dicendo prima off camera, quella degli eventi di coda. Cioè, noi potenzialmente di occasioni che possono svoltarci la vita ne becchiamo. Leggevo una ricerca che ne becchiamo dalle 2 alle 3 al giorno. Ma non ce ne accorgiamo. No, non siamo pronti a coglierle, non siamo né pronti a coglierle né visionari abbastanza da rendercene conto, banalmente. E allora di conseguenza ce le facciamo scivolare addosso, ma anche perché sono di quelle cose che possono essere le cose, cioè banalmente, vado a bermi il caffè, trovo la persona che potrebbe cambiarmi la vita, ma non me ne rendo conto e non lo colgo. Non vuol dire che dobbiamo fermarci a parlare con chiunque incontriamo o chiunque vediamo, però vuol dire che comunque, nel senso, abbiamo le occasioni, le opportunità che
se è vero che statisticamente sono 3 al giorno, vuol dire che prima o poi riusciremo a beccarne una, ma allo stesso tempo dobbiamo anche essere pronti a coglierla e pronti a sfruttarla, perché è facile banalmente trovarsi in una situazione in cui hai l'offerta della vita, la cogli, non sei preparato, sbagli, te la sei giocata per sempre, banalmente, no? È quello un po' il concetto dietro. Posso chiederti Vai, certo. com'è che ciascuno di noi, soprattutto alle prime armi tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, ehm, può stimolare appunto questa ricerca? Ehm, Com'è che si può, tu dicevi delle 3 occasioni al giorno, mi immagino una la mattina, una a pranzo e una la sera, ma com'è che ehm, si può stimolare l'incontro con queste occasioni? Cioè, avere gli occhi aperti non basta, bisogna mettersi a parlare, attaccare bottone al bar, mettere annunci da qualsiasi parte. Com'è che un ragazzo, una ragazza si può rendere proattiva per incontrare la fortuna che alla fine non è che sia un segno del cielo, del destino divino, ma è il feedback che arriva dopo la ricerca continua e attiva di occasioni. La fortuna è un po' il riscontro, penso. Correggimi se ho capito male da quello che volevi dire, però com'è che si può stimolare ciascuno di noi per uscire di casa e dire oggi costruisco un passo di quello che è il mio sogno, di quello che è il mio progetto? Dov'è che si può iniziare a cercare? Ma secondo me la prima cosa che bisognerebbe fare è fare un lavoro su se stessi, che non vuol dire essere la persona perfetta. Cioè, è sempre il grande problema, ne ho sofferto anch'io e tuttora ogni tanto lo soffro, perché sono una persona purtroppo molto lineare. Nel senso, nel mondo ideale sarebbe da dire, voglio arrivare a essere questo e mi costruisco un percorso per arrivarci. Però in realtà è sbagliato, perché se tu la approcci, secondo me almeno è sbagliato, Ok. perché se tu la approcci da questo punto di vista, vuol dire che ti prepari tutta la vita e non hai mai tempo di partire per quello che vorresti essere, no? Per cui vediamolo un po' come micro progetti. Banalmente, non lo so, voglio imparare a cucinare, voglio aprire un Un ristorante, non so, ristorante, o voglio banalmente imparare a cucinare. ok? Voglio, non lo so, mi piace, voglio lavorare nell'ambito game design perché ho passato tutta la vita sui videogiochi e sono un nerd sfegatato. Un altro esempio, cose di questo tipo, senza per forza l'impegno, cioè senza per forza dire la mia carriera è arrivare a essere un game dev, ma voglio provare a esserlo, voglio provare a vedere cosa succede. E allora già lì parte banalmente tutto, ma anche da una ricerca per capire cosa serve, e allora lì poi ti costruisci parte tutto un pensiero, uno sviluppo diretto ehm, su come raggiungere queste idee qua. Quindi non so, banalmente parti con una ricerca e vedi, nell'ambito italiano ci sono due grandi aziende di videogiochi, una marea di indie piccole. Ok, di cosa che posizioni stanno cercando? Ok, queste. Cosa devo fare? Cioè, quale di queste cose qua mi interessa un po' di più? Ok, mi interessa questo. Cosa dovrei studiare per farlo? Questo. Boh, ci sono dei forum online o dei gruppi anche offline, magari scopri che c'è il gruppo di ragazzi, diciamo, developer, come quelli che ad esempio abbiamo in Urban Hub a Belluno, che sono tutti abbastanza appassionati di sviluppo e comunque le riduco a tematiche nerd solo per darle un termine breve, insomma. E allora lì già esci di casa, magari li metti in contatto, magari ci parli, sviluppi anche una passione e allora poi lì vai a costruirti tutto quello che adesso tra l'altro sto leggendo, delle abitudini perché ti portano in una certa direzione. Un libro che consiglio appunto che sto leggendo adesso Dai, lanciamo la marchetta. è Atomic Habits di James Clear, se non sbaglio, che io l'ho iniziato da poco, sono tipo a pagina 100, però parla tanto di questa tematica qua, cioè di costruirsi delle sane abitudini per raggiungere un determinato obiettivo che non deve essere per forza l'obiettivo di vita, ripeto, perché gli obiettivi di vita cambiano, specialmente
Penso nei primi 30, forse 40 anni della vita ne cambierai almeno una decina di obiettivi, di cose che vorresti fare, però ci sta a provare. Perché alla fine sono cose che ti arricchiscono un bagaglio culturale, cioè impari di più, ti arricchiscono anche secondo me un bagaglio, chiamiamolo di networking, c'è persone che conosci, Sì. e alla fine arrivi anche a un punto in cui non sei neanche più tu a sceglierti i progetti, ma te li propongono e dici figo, ci sta, ci provo. Bene, grazie veramente per questi 10 che sono diventati 20 minuti di chiacchierata. Massimo tagli l'ultima parte, abbiamo fatto il nostro per i primi. Veronica che monterà questo video, chiedo scusa alla Veronica del futuro che vedrà questo montaggio. Scusa Veronica. E grazie a Daniel, grazie a tutti quelli che ci hanno guardato e che ci stanno seguendo. Vi invito a rimanere collegati e anche ad ascoltarci su podcast o su YouTube, l'uno o l'altro, dipende da cosa state facendo in questo momento. Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie Daniel, vuoi dire un brindisi con la nostra attività? Grazie a voi. Ciao. Grazie per avermi avuto qua.